Benvenuti amici di Matto Scacco in questa nuova puntata di Missione 1000 punti. Siamo qui con Stefano e cerchiamo puntata dopo puntata di avvicinarci all'obiettivo. Ciao Stefano! Ciao e ciao a tutti, ciao Cristian. È Allora, come sta andando questo percorso? stata una settimana produttiva, secondo me, molto produttiva, al di là del fatto che manca poco così per i 900. Urco! Allora, mi sono lasciato 9 punti perché spero di raggiungerli in Live. diretta, di omaggiare il tuo canale con i 900 Fantastico, like. fantastico. Oppure no, oppure andrà male. Oppure andrà male che sarà comunque una bella puntata. Ok. Però a parte questo mi sento molto contento e ti spiego anche perché. Ho visto un po' di partite di persone che non seguono il tuo canale, cioè persone che sono straniere, che hanno più o meno il mio stesso livello, e ho visto che cioè, commettevano degli errori in apertura, facevano cose che tu non mi consiglieresti mai di fare. Quindi mi sono sentito un po' rincuorato da questo, Chiaro. cioè che vedo proprio che il tuo aiuto mi permette di, anche in apertura soltanto, già di migliorare un po' la qualità No, ma del infatti gioco. tu in apertura sei molto forte, forse te l'avevo già detto. E quando vedi qualcuno che magari ha anche un punteggio magari più alto del tuo, fare errori che tu non faresti mai, vuol dire che quello è il punteggio che ti meriti tra poco. Quindi, bene, allora io ho preparato, prima di andare alla nostra partita, e se abbiamo tempo vedrei anche qualche tua partita passata, però prima ho preparato alcune partite che voglio vedere insieme a te. E voglio che me le commenti in stile commentatore di Matto Scacco. Dall'alto della mia esperienza, proprio. E ok, ci siamo, eccolo qui. Mi dici che cosa sta facendo il bianco, che cosa sta facendo il nero ad ogni mossa? Se una mossa ti suona male, perché ha fatto una mossa di pedone che ha indebolito troppo la struttura, se ha messo un pezzo sospeso e ti suona male, se c'è qualcosa che... Commentamela, commentamela. Ha messo un pedone sul centro perché vuole controllare il centro, ha messo perché sta preparando la Rocco Lungo. Qualsiasi cosa ti sembra che stia accadendo, commentamela. Ok. Allora, vediamo quindi queste prime mosse. Allora, il bianco gioca e 4, il nero gioca C6. Come ti sembra? Che di solito non la faccio e non la vedo fare. Non so se è un'apertura e io... Sì, credo Una che esistano difesa. qualsiasi mossa Esiste qualsiasi sia cosa, stata ok. teorizzata in apertura. In questo caso questa probabilmente non è tra le più conosciute come i 5, la siciliana, però la difesa Caro Khan ti dice qualcosa? Sì, 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 Ok, sì. ok, a me mi ricorda sempre Dragon Ball, non so perché. L'idea è proprio quella di sorreggere la spinta ai 5. È un po' come la francese gioca ai 6 per sorreggere il D5, la Caro-Kann C6 per sorreggere il D5. Ed era la difesa preferita di Karpov, che fu poi un campione del mondo. Molto Bello. solida, cioè se il nero vuole pattare, credo che ci riesce praticamente sempre. Cavallo C3, cosa te ne pare di questa mossa del bianco? Ecco, questo è una di quelle cose che ho visto fare da persone che non seguono il tuo canale, grande errore, e che tu mi hai insegnato di non fare quando nelle partite di donna. Ma questa era sì, è una partita di donna. È Quindi iniziato con E4 in realtà, ti ricordi che è iniziato con E4, però se vogliamo si è trasformata è vero. in una partita di Mm. donna, quindi valgono ovviamente un po' gli stessi principi. Sì, quindi si è bloccato un po' il pedone, Sì, però in questo caso la donna è comunque ha più aria. sì, è vero, è vero. Ti faccio una domanda. Ehm, Avresti giocato questa per poi mettere dietro il cavallo? Pensaci un attimino. Cioè il gambetto di donna. Sì, Sì. l'avresti giocato adesso in questo momento, o in un momento successivo. Io sì, l'avrei giocata. Ok,
C'è una piccola differenza rispetto al gambetto di donna normale, è che non c'è più il pedone. Generalmente il Mm, pedone c'è. E adesso che ho trovato questo piccolo indizio, ok, sei... quindi no, perché anche nel caso in cui non mi mangia il pedone e glielo mangio io, poi avrei due pedoni doppiati e isolati. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Il pedone è mal che vada, lo metti nei tre, si mette in catena con questi. Mhm. Ma dopo questa, oppure, come dici tu, catturi, questo è isolato. Sì. Perché isolarsi così gratis? Quindi sì. Ad ogni modo, C3 secondo me forse non è la migliore, ma forse a questo punto, visto che C4 ti rende il pedone isolato, credo che C3 non era Sì, male, sì. sempre per permettere alla donna di uscire su questa diagonale. Però va bene, va bene. Cavallo C3 e 6 come la vedi? E a parte il fatto che blocca l'alfiere bianco, per il resto, sì, forse avrei fatto uscire prima l'alfiere. Ok. Faresti prima... va bene, sì, sono d'accordo anche questo. Facevi uscire l'alfiere e poi, poi chiudevi così. Sì. Mm. Va bene. È solida, non è che con questa mossa perde, ma è solida. Ma Alfiere poi mi B5. dai un voto, cioè non ho capito. È l'esame. Mamma mia che ansia. Alfiere via. Alfiere B5 scacco. Così, Sì. non c'è più il pedone. Ci sono tanti modi per pararlo, o sviluppando il cavallo o sviluppando l'alfiere, forse sviluppando il cavallo. Ok, ma ti sembra buona questa mossa che ha fatto il Ah, bianco? Credo che l'alfiere poteva andare qui o qui. non lì, non ti piace lì, no. No, anche qui, scusami, sì, Sì, anche qui poteva andare. sì, sì. Sì, mi sembra buona. Cioè, è comunque una posizione in cui copre tante case, è sospeso. E quindi una volta che poi io mi paro, cioè se mi paro con l'alfiere si va ai cambi così, tanto per niente. Ok, E se... ok. Guarda la struttura pedonale del bianco, che è molto semplice, quella del bianco. Sono tutti i pedoni a casa, tranne questo, che è, diciamo, la punta di diamante. Su che Ok, colore è posizionato questo quindi, pedone? ok, nero, quindi rischia di fare il cambio dell'alfiere Bravissimo. buono per quello Su cattivo. questa lui deve già capire se ritirare l'alfiere, quindi ha perso un tempo in pieno. In più tu, questo è il tuo alfiere cattivo, perché ti sei chiuso dentro. Sì, 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 sì. Quindi, cioè, tu non vedi l'ora di giocare questa. Mm. E però, se lui perde questo qui, tenendo conto che la struttura del bianco sarà così prima o poi. Quindi tutti sul nero questi pedoni. Perde l'alfiere buono. Sì. Quindi, quando metti un alfiere che inchioda i cavalli o che fa così, prima o poi arriverà a 6, B5 per scacciare questo alfiere e devi capire se dare questo alfiere sul cavallo oppure no, o in questo caso sull'alfiere. Ecco, il bianco prima di metterlo qui e fare scacco, perché è sempre bello fare scacco, ma bisogna pensare alle conseguenze. In questo caso non è forse la mossa più precisa, perché proprio dai un assist al nero che non vede l'ora di liberarsi di questo alfiere cattivo. Sì. E quindi probabilmente adesso vediamo cosa suggerisce il motore qui. Vediamo, vediamo. Alfiere di 3, ritirata infatti, perché l'alfiere è Tirata. buono e non vuole farti eliminare il tuo alfiere cattivo. Quindi, quindi sì. Ok, ok. Alfiere di 7 viene giocato in partita davvero. Donna di 3, vabbè, qui abbiamo detto che la migliore era alfiere di 3. Donna di 3 con l'intento che se mi catturi almeno ti vengo in attacco con la donna, eccetera. A 6 da parte del nero, cattura e cattura. Come ti sembra questa cattura? Preferivi forse cavallo, donna? Prova a dare un'occhiata un attimo. Mi è capitato anche in una partita recente di dover scegliere fra Ok, catturare l'alfiere con donna o cavallo. Credo di aver catturato con donna, perché da un lato volevo sviluppare il cavallo e poi mi sono detto, però poi il cavallo poi mi chiude un po' la visuale della donna, a parte che cosa chiude? Due case. Eh, sì, forse con la donna non è male. ok, ok, sì, credo che
in genere credo che se il cavallo può andare in C6 è sempre meglio che in D7, no? Quindi, Mhm. chiaro, forse la donna stava meglio su queste diagonali, adesso ovviamente non c'ha più le stesse diagonali, però credo che, vediamo qui al motore cosa consiglia. Cavallo per D7, gli piace un attimino di più di donna per D7, ma siamo veramente lì. Mhm. Cavallo per D7, e perché questo cavallo dove lo vuole mettere? Poi perché una volta che il cavallo è qui, tu devi già chiederti dove sarà il suo Dove... futuro. Se Sì. qui non penso proprio, qui non penso proprio. Qui a quel punto, capito? Cioè devi già immaginarti un pochettino dove lo vuoi andare a rimanovrare nel momento in cui sposti il cavallo in questa casa. Ma donna di 7 giocata in partita sbagliata non è. Cavallo F3, cosa te ne pare di questa mossa? Sì, Mm, normale, sì. normale anche questa. Cavallo A4, dimmi un po' cosa te ne pare, se c'è un'idea dietro. Eh, probabilmente mettersi, sì, mettersi in C5 alla prossima col cavallo, sorretto dal pedone, eh, e fa spostare la regina. Sì, però è lì nell'angolo per il momento. Ok, quindi l'idea è andare in C5 e se il nero lo cambia, Mm. Nero lo cambia, lui mangia col pedone, chi è che ci ha sì, guadagnato ci ha secondo te? guadagnato il nero, ci ha guadagnato il nero, sì. Giusto? Sì, 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 sì. penso che sia buono perché comunque c'è dopo il bianco c'è i pedoni doppiati. Sì. E non ha più il centro è totalmente Sì, del nero. sì. Ok, quindi insomma non ti piace all'alba di tutto ciò questa mossa. No, no. Ok, allora Ok. vedi altro con questa mossa? È una scoperta sul cavallo, sul Mm, cavallo bianco, quindi esatto, che è sospeso, esatto, esatto. sospeso. Ok, sì, quella mi fa un po' paura in effetti, però dato che il bianco credo che voglia venire in B6 col doppio donna e Mm, torre, quindi bisogna correre ai ripari. E vediamo cosa gioca qui il nero. Contrattacco. ok. Però. Contrattaccone. Chi è che vince questo scontro se il bianco arriva qui? Mossa al bianco, ovviamente. Diciamo che il bianco si doppia due pedoni, se ho fatto bene i calcoli, e però il nero perde l'arrocco. Ok, prova a dirmi cosa hai calcolato. Quindi cavallo Quindi il B6. cavallo B6, il cavallo nero mangia la regina, Sì. il cavallo bianco mangia la regina, quindi a questo punto il pedone in C2 mangia il cavallo in C3, penso. Ah, aspetta, tocca al nero, abbiamo detto. Cavallo bianco. Cavallo Sì, il nero. nero, sì. Cavallo bianco, mossa al nero. Ah, giusto, mostra il nero. Quindi in questo caso può... Ah, ma sai che no. No, 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 no. Aspetta, rifacciamo un attimo. Mossa al bianco, sì, Sì, da attacco doppio a regina e torre. sì. Il nero mangia la regina, ma gli dà scacco. Bravo. E quindi, e quindi E il quindi... bianco è costretto a giocare questa. È un tempo. Scusami, E sì, si e il nero ha un salva. tempo per salvare la regina. Esatto, Mm. esatto. Quindi sembra che questo attacco che si è inventato il nero, questo contrattacco, sembra che funzioni. In più, essendo il cavallo scoperto.
Vediamo un po'. Tanti, tanti calcoli, eh. Sì, 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 sì. Donna B3. Donna B3 salva il cavallo, salva il punto C2, perché se la donna si allontanava arrivava anche questo, no? Mhm. Quindi sembra che questa mossa salvi tutto. Eh, Donna C6, cosa te ne pare di questa? Qui perde il cavallo il nero. Così dici. Se il nero perde il cavallo e sì, al massimo si può rifare sul pedone in C2, mi sembra, ma poi neanche perché poi anche e la regina poi può prendere il pedone in B7. Oppure adesso la mossa è al bianco? Mossa al bianco, sì. Ah, no, può sempre dare l'attacco doppio, cavallo e torre col cavallo nero. Ah no, è Eh, mossa al bianco. Mossa al bianco, sì, sì, sì. Ah, terribile. E niente, perde il cavallo. Questa. Sì. L'accendiamo. Ah no, 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 ma cosa dico? Il cavallo è protetto dalla Ok. regina. Quando mai? Ok, 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 ok. Ah, Quindi, qual è il senso del nero che ha giocato Regina C6? proteggere il cavallo quando andrà in C2. Sì, sì, Cioè, proprio attaccante questo. sì. Sì, sì, sta giocando molto bene. Un po' rischiosa perché ha tolto l'unica ritirata al cavallo. Questa è l'unica cosa che magari non mi fa dormire tranquillissimo. Chissà se dopo C3 questo cavallo è perso, chi lo sa. Ah, Va bene. Arriva cavallo E5. Come ti sembra questa mossa? ecco, qui però va avanti col suo piano il nero, perché adesso può mettere il cavallo in C2 e gli dà scacco. Scacco, attacco doppio re, torre, Ok, ok. e quindi o si sposta con il re Mhm. e poi il nero ha il tempo per spostarsi ancora lui. Ok. Ti faccio una domanda, perché bisogna sempre calcolare tutto a scacchi. È meglio andare col cavallo e fare il doppio o è meglio andare con la regina? Sono pari adesso, giusto? Sì, Di siamo pezzi. pari. Cioè, con la regina non fa il doppio, No. si libera soltanto dall'attacco del cavallo e prende un pedone. Guadagna un pedone. Eh, con la regina, sì. Perché è vero che poi lui con il re, se metti il cavallo lì in C2, lui col re si sposta e minaccia il cavallo. E Bravo. lui è qui a due minacce. Attacco simultaneo, sì. Quindi vale sempre il nostro solito principio per giocare solidi, ti attaccano un pezzo, via. Nel momento in cui andiamo a complicare il gioco, magari se il re non poteva venire qui ed era costretto a venire qui, probabilmente salvavamo entrambi. Adesso togliamo la regina tiene il cavallo. Ma a volte gli scacchi ci sorprendono e magari c'è questo. Sì, 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 sì. Ok, infatti in partita il nero gioca questa, donna per C2. Bravissimo questo nero, E sta 917. giocando benissimo il nero. Al bianco converrebbe cambiare le regine? No, cioè in questo momento è sotto di uno, peraltro, quindi direi di no. E in caso di cambio cosa succederebbe? Per di più, giusto? Avrebbe l'attacco doppio Esatto, glielo offrirebbe, ok, ok. certo. Quindi motivo per cui il bianco gioca regina F3. Dimmi cosa te ne Mhm. pare di questa mossa.
Sì, cerca di dare scacco al re. Ok, allora, queste sono per eccellenza le mosse dove il nero perde, nel senso, il nero crede che il bianco stia spostando la regina per evitare questa successione che abbiamo visto che è devastante. Il nero pensa che questo sia solo una ritirata della regina, ma in realtà è una ritirata sì, ma con contrattacco, come dicevamo. Contrattacco da matto, credo, perché poi c'è matto alla prossima. E ci Uh, può stare che il nero non la vede, non la veda, perché dice tanto ha ritirato la regina. Per fortuna in questa partita il nero la vede, mhm. da uno sguardo. Cavallo in B6, dimmi cosa te ne pare. Qui è per ingolosire la regina e nel frattempo attacca anche E la se la torre. regina cattura? Si prende il matto. Prende il matto, donna qui e donna qui matto. Sì. Ottimo, ottimo. Sì, quindi si crea, diciamo, allontanamento del difensore, no? Perché la donna è difensore di F7, l'idea è proprio di adescarlo da un'altra parte. Quindi il nero sposta la torre e arriva alfiere in G5. Dimmi cosa te ne pare di questa mossa. E si prende il doppio adesso su alfiere e cavallo, penso. Sì, credo anch'io che questa non vada bene. Allora, qui ci sono diverse cose che non mi piacciono. Allora, questa mossa è stata molto carina, questa qui, perché in Mhm. effetti questo cavallo non si può prendere, e quindi il nero si difende. Ora però il bianco non deve dimenticarsi che questo cavallo è sospeso ed è vero che ancora una volta, anche a questo giro, il nero non può catturarlo, però nulla è per sempre a scacchi, no? E quindi io qui, da buon giocatore solido, avrei portato questo cavallo via o avrei fatto altro. Lasci un cavallo potenzialmente in presa, che ripetiamo che non lo è, altrimenti prendiamo matto, e aggiungi pressione con alfiere G5. Ma come dici tu, dopo questa, non solo c'è questa, ma ora c'è effettivamente anche questa. Quindi vedi come a scacchi le cose cambiano molto velocemente. Un pezzo sospeso, ok, per quel turno sei sicuro che non te lo può catturare, ma sei sicuro che anche al turno dopo non te lo può catturare? E infatti adesso quel cavallo è già catturabile, perché non c'è più in effetti la minaccia per entrare qui. Eh, bello. Ehm, Vediamo cosa succede. Cavallo, ecco, quindi questo cavallo stava per perdersi, il bianco gioca cavallo qui. E come continueresti se fossi il nero? Allora, intanto si può, volendo, dare addirittura la torre sui due cavalli, cambio dei due cavalli. Ottimo, questa è la prima opzione che mi è venuta in mente. Torre per due cavalli, io sarei la persona più felice del mondo. Poi vediamo se ci sono altre possibilità. Si L'altra può, possibilità è, sì, può fare mangiare. questa? eh, no, no perché Matto. è matto. Si può fare questa allora? Mi pare di sì. Cioè, anche se vai in H5, poi la regina gli dà scacco, ma si alza il pedone. Guarda, guarda bene. Cioè, c'è la torre impresa Sì, dall'alfiere, questo sì. però Ma c'è anche, aprendo la colonna F,
Cosa può succederci? Vedo altro. Ah, sempre... Sì, cavallo... Forse cavallo in F6? Cavallo in F6 o forse così si può mangiare. Ti Ah no, faccio certo, vedere certo, cosa certo. che ci può essere. Ah, Quindi non certo. più in F7 ma addirittura in F8, che non è scaccomatto perché cosa si può fare? Perché mangia il cavallo, il re mangia il Ok, cavallo, sì. quindi il nero ha due pezzi per l'alfiere che ha dato, ma la fregatura non è finita perché Ah, scacco, sì. che adesso si deve togliere. E in questo caso forse è meglio difendere col cavallo, no? Difendere col cavallo purtroppo no, perché a questo punto qui ha attaccato due volte. Sì, sì, sarebbe l'ideale perché mettevi in comunicazione le torri. Però... Però... Ah, tu dici per non perdere la torre do il cavallo. Tipo così. Ah, e con la regina che succede? È bruttina perché... Cioè, non è male qui. Mhm. Beh, interessante, interessante, no? Quante cose possono accadere. Qui, anziché giocare questa che secondo me è la più facile da giocare, poi magari ce ne sono altre, vediamo il motore cosa dice. Torre per D7, seconda scelta. Qui il nero si avventura in cavallo C2, che è la prima del motore, ma secondo me è anche la più complessa, perché guarda quanti pezzi in presa ci sono, vai ad aggiungere ancora più, non so, poi magari un giorno ti arriva, non lo so, ti arriva un torre C1, non lo so. Ripeto, il motore vede che questa è la migliore, però re qui, torre gratis, alfiere per F6. Mhm. Come ti pare alfiere per F6? Qual è l'idea del bianco? Se c'è un'idea, se non è kamikaze totale. Sì, i due cavalli sono protetti a vicenda, quindi vuole entrare con la regina e quindi Dov'è? vuole rompere... bella, bella domanda. Forse in H5. Sì, perché Esatto, lui prende col pedone esatto, in non ha In più... G6. Quindi prova a calcolare, cattura, cattura, donna H5 scacco, Sì, il re è obbligato ad andare in obbligato, E7. sì, Donna F7. bravo, scacco, Il re è obbligato ad andare in D6. Sì. E poi qui il mio cervello brucia. Mi sta bello, bello, bruciando. bello, bravo, bravissimo che sei arrivato qui, quindi così e ci siamo presi un alfiere, lato neri, il lato nero, il nero si è preso un alfiere. Poi abbiamo detto che arriva questa e questa, e per ora ci siamo presi sempre un alfiere. Andiamo a materializzarla. Così è Adesso... come è andata? No, 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 ah, ok. no, aspetta, Perfetto. non mi sembra. No, no, non è andata così. Adesso c'è questa forse? Esiste questa mossa? Per riprendersi un pezzo? Ce l'ha il bianco questa? La regina è protetta. Mi pare di sì.
Ok, Sì, quindi questa no, potrebbe forse, esserci. sì, forse sì. Potrebbe esserci, quindi questa. Ehm, altri scacchi non ne vedo. Però anche qui mm, Mhm. la regina protegge il cavallo, Sì, quindi se cade la Cam- regina, credo cambi che le cade. regine, però lui Bravo, adesso, prende una torre. adesso non funziona. Che c'è? Eh, Ok, molto complesso, ovviamente poi in una partita così a 15 minuti online o a 30 minuti è impossibile calcolare tutto questo, però è interessante. Vediamo intanto se questo sacrificio era corretto, perché sono veramente curioso. Ehm, no, non è corretto per niente. Qui, ops, no, sono andato avanti tutto. Spoiler. Spoilerato, spoilerato, aspetta. Ok, qui la mossa migliore secondo il motore è Donna C2, scacco. Invece arriva la cattura con il cavallo e non col pedone. Bello. Bello. E quindi ovviamente impedisce Sì, cavallo per, pedone per, e adesso questa si può eh, fare davvero. c'è lo stesso. Ok, il nero preferisce essere più materialista, si prende il pedone, difeso dalla regina. Sì, Ok, qui credo che il nero cerca la semplificazione. E niente, alla fine di tutto ciò, il nero con un più 6. Quindi sì. probabilmente questo cavallo lo perderà, con tutta probabilità, però buono, buono. Ok, ok. L'importante è sempre chiedersi, in ogni mossa del bianco e del nero, anche nelle nostre partite, se la mossa che ha fatto il nostro avversario ha senso, e quasi sempre ha senso. Poi, man mano che sali di elo, avranno sempre più senso, anche se tu non le vedi. Tipo, non so, scusami, torno indietro di qualche mossa. Cacchio, se tu vedi alfiere per F6, la prima cosa che ti viene da fare è mangiare subito, no? Però poi dovrai iniziare a chiederti, guarda che il mio avversario ha visto qualcosa che io non ho ancora visto. Quindi Sì. a volte uno deve rassegnarsi e dire, ok, questo non glielo posso mangiare, altrimenti mi becco matto o sposto la torre, per dire, no? Ovviamente è sempre il calcolo che poi ti aiuta. Quando le partite si fanno difficili è sempre il calcolo. Bene, Ste, che dici? Proviamo a fare Bello. una partita e proviamo ad arrivare. Ti faccio condividere la schermata. Vai, adesso dovresti riuscirci tranquillamente. Allora, dai, proviamo a farci una 15 più 10 come solito, che è uno dei tempi che secondo me online migliori in assoluto. E avviciniamoci ai 900. Ok, avversario molto forte. Vittoria più 9, arrivo a 900. Ah, bellissimo. Vai, vai, gioca subito prima che si arrende. Grande. Ok, noi giochiamo l'apertura come la conosciamo. Cercherò Assolutamente. di dirti il meno possibile perché ogni volta mi insultano sempre. Io questo non capisco. Ti, ti attaccano perché mi dai dei segnali, ma loro ti vogliono vedere morire. Cioè, vogliono che tu mi guardi fare delle cavolate con gli occhi spalancati e che non dici niente, che implodi dentro di te. Non sanno quello che potrebbe succedere. Nel frattempo che Stefano gioca questo bellissimo sistema colle, ragazzi, mi ricordo che è uscito questo libricino. La tua mossa vincente, ragazzi, è disponibile in tutte le librerie, non solo online, quindi se vi fate un giro in una bella Mondadori lo trovate e potete fare anche un regalo a qualcuno. Bene, partita simmetrica, simmetricissima. E sono le partite che ci piacciono. Va bene, credo che qui l'ordine sia abbastanza indifferente. Oh, simmetrica manetta, eh? Se adesso mette lui il pedone C6. No, a Rocco. Ok. Si è chiuso l'alfiere, sono contento. A volte me lo mettono qui, prima che Sì, lo metta sì, io, sì, 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 sì. ed è una rogna. Sì, Poi cerco di scacciare col certo, certo. cavallo.
Va bene, quindi qual è il piano di gioco del Colle? Quale sarà il piano di gioco? Al solito, Arrocco, Mhm, torre in è uno qui, mhm. che guarda questa colonna. Poi, se mi lascia fare, metto la regina qui Sì, e poi si cerca di... ma sai che anche qui non voglio darti un consiglio, però sai che in genere io Donne 2 la gioco prima di Torre 1 perché la mia priorità è fare veramente la spinta in E4 il prima possibile. Quindi Donne 2 e se me lo permette E4 subito, prima di mettere la torre in E1. Anche perché la torre non ha una funzione... Bravissimo. A volte no. la torre magari sta veramente bene in F, a volte nel colle, quindi sì, l'idea è arrocco, donne 2, poi fare quella spinta centrale in E4. C'era solo una regola, che non so se ti ricordi, che se lui ti dovesse giocare pedone in C5, che ti fa pressione col pedone... Ok, niente. Niente. Dopo l'andiamo a ricordare quella regola. Come ti sembra quella mossa che ha fatto lui cavallo C6? Ecco, questa è proprio una partita di donna e Bravissimo. vedi, quelli che non ti seguono Sì. fanno queste cose. Seguite il canale italiano di Mattoscacco. Esatto, quindi è meglio subito regina. Ok. Perché ha giocato Torre 8? Ok. Se mi lasciava fare un'altra mossa andava tutto E bene. invece ha Invece, rovinato i piani. invece rovina tutto. Uh, allora, io mangio, lui rimangia e poi se io mangio con questo, lui me lo mangia con la torre Mhm. e poi io gli posso minacciare la torre con questo cavallo. Sì, anche perché comunque la torre lì non è che mi sembri. E poi abbiamo sempre detto se mangiare anche perché Sì, poi se io non mangio e alzo bravo. questo diventa È un troppo casino, è un complicata per casino. me. È un casino, sono d'accordo, sono d'accordo. Adesso mangia col cavallo o con l'alfiere anche. Ma a cavallo, credo, in genere quello che Cavallo. vale di meno mangia per primo. O se ci dà l'alfiere siamo felici, eh. Eh, infatti. Ora con cosa mangia, secondo te, alfiere o torre? Bravo. Io subito avevo detto torre, invece Secondo me torre è coraggiosa, perché buttare una torre lì in mezzo nella mischia è coraggiosa. Potrebbe anche essere la mossa migliore, non è detto. no, secondo me alfiere. Anche perché è bello avere l'alfiere davanti alla torre, Ok, ha giocato perché alfiere. l'alfiere davanti alla torre è sempre micidiale, secondo me. Perché in un attimo l'alfiere può sacrificarsi, Ok, dare ok, scacco ok, sul ok. re e quella Ok, torre ok. fa cose tristi. Ok, Bene, fin qui allora abbiamo l'abbiamo questo, giocata bene. questo. Io vado con la regina ed è qui che mi Bravo! frega la regina. Bravo, È proprio quello che ti ho grande detto. calcolo, grande calcolo. Quindi si evince che è meglio tenere la colonna chiusa. Si evince. Fine del colle. Ehm, Sto panicando. Comunque non è detta l'ultima. No, no. Io andrei comunque qui con il cavallo, Mhm. Che che mi mossa ti aspetti protegge. che faccia lui ora? Probabilmente anche venire qui col cavallo e poi addirittura con la regina per attaccare 3 volte questo pedone. A volte è successo questo. Io un'idea potrebbe essere liberare adesso questo Mhm. alfiere, magari alzare questo di 2 e poi l'alfiere metterlo qui. Così metto in comunicazione le torri. Ok, ha Ok, spostato l'alfiere. ok. Quindi se io adesso faccio questo, lui... siamo sempre lì. No,
perché io poi glielo mangio con l'alfiere, ma lui me lo attacca 2 volte l'alfiere. Ok, posso Quindi, svelarti una cosa, un segreto? Quando non sì. sai che cosa fare, prova a giocare, si dice in gergo scacchistico, di profilassi, cioè prova a non far giocare lui. Quindi, se tu fossi il nero, che mossa vorresti fare? Dato che siamo ancora in apertura. Ah, in apertura, giusto. Per esempio, inchiodarmi il cavallo. Sicuro, sicuro, qual è la prossima? Bravo, hai trovato la tua mossa per giocare. Quando non sai cosa fare, gioca anche di profilassi e vedrai che non ti arrivano cose brutte. Ma Questa è... adesso ti diranno, però non dovevi dirlo, devi morire, devi guardarlo. Allora. Proviamo a rifarlo. Allora, quale mossa vorrebbe fare lui adesso? Sai che adesso proprio non vedo, No, probabilmente neanch'io. adesso Sì, forse lui può prova a essere, però mettersi non, qui. sì, non vedo cose mortali, diciamo. Io mi voglio provare a liberare dell'alfiere cattivo e a scambiarlo col suo, Ok, è un buon piano, è un buon piano. quindi sarebbe questo e questo. È un buon piano, un buon piano. L'unico neo che ti dico che dopo lo scambio, se ti scambia lui, ti ritrovi con la torrina 3 che fa un po' Sì. schifo. Questo è l'unico neo, però è comunque un piano di gioco. In assenza di un piano buono. Bravo, no, no, sono d'accordo. Sono d'accordissimo. Ok, lui ha provato a stoppare l'avanzata del Sì. pedone, ma il nostro piano non era di avanzare col No, pedone in A. no. Ok, finora sembra che il piano sta Adesso ho andando. indebolito Eh questo. sì, bravissimo, bravissimo. Non si vede come te lo possa attaccare al momento, quindi anche B3 se vogliamo si è indebolito. Mhm, certo. Ok, il colle è andato a farsi Farsi friggere. spingere. Perché questa Ha mossa? capito. Perché questa mossa? Non credo che aveva intuito il tuo piano. Eh No, sì, allora secondo me è questa. quello. Che ovviamente è una minaccia di matto che è già parata, però ti crea qualche ansia. Con la batteria, secondo me, qualche ansia te la crea. Però se io rimetto questo Bravo. qui, Distruggiamo in partenza. Ok, ok, bravo che hai intuito subito il suo piano, quindi ogni mossa del nostro avversario ha sempre un senso. Adesso faccio fatica a capire come potrebbe continuare il nero. Probabilmente cavallo dove dicevi tu, cavallo in E4 potrebbe essere un buon modo per lui per continuare, perché l'alfiere bianco suo non lo può muovere, l'alfiere nero sta bene lì. La regina non può andare in batteria perché gliel'abbiamo appena fermata. Quindi credo che l'unica mossa sensata sia proprio come dicevi tu, cavallo in E4, così. che ti comprime un po' la posizione, ti attacca il pedone debole C3. Qui. Questa è l'unica che veramente dà fastidio, altre faccio fatica a vederle. E sinceramente mi scoccerebbe prendere con l'alfiere perché a quel punto lui sicuramente non prende col pedone perché se lo isolerebbe e probabilmente prenderebbe con la torre. Torre, che poi comunque abbiamo detto lì non è un'ottima posizione per la torre, però no. Ok, P6. Perché questa mossa?
Perché lui, come me, non sa che pesci pigliare, Ok. secondo me. No, Prova a dargli almeno una motivazione, una. sì. Probabilmente vuole fare la stessa cosa, è un copione, vuole fare la Sì, stessa o cosa forse mia in fianchetto lo vuole mettere, anche. perché lì lo perderebbe. Ah, Credo, poi magari ci sbagliamo Ah, sia sì, che te. sì che lo perde perché è in batteria, è giusto. Sì, sono due attaccanti tuoi, sì. Il mio è in batteria. Va Ok. bene, allora proviamo a fare anche noi qualcosa. A me questo alfiere qui adesso piace, sinceramente, perché Mhm. si tiene tutta questa diagonale. Quindi da lì direi non lo toccherei. No. Se alzo questo, lui cosa può fare? Me lo mangia e poi io glielo posso rimangiare qui con l'alfiere? Non è male. E se dovessi invece scendere, tuc, io forse a quel punto lo mangio col cavallo. Sì, sì. Vediamo se riusciamo a non fare mosse suicide. Ok. Oppure neanche mangia adesso, potrebbe anche stare fermo, però Potrebbe no, anche star fermo. Nel caso in cui tipo gioca... Ah no, ha ha mangiato. fatto, ha fatto. Allora, avevo detto che io mangiavo con l'alfiere, che fra l'altro mi starebbe anche bene qui perché guarda con un occhio al re, protegge il pedone, mi pare... Ok, credo sia un'ottima diagonale quella. Credo che hai gli alfieri veramente ben messi. Peraltro adesso li Ok, posso... alfiere Ah, in E6. qui c'è una colonna aperta che io potrei tranquillamente occupare con un... e minacciargli la regina. Lui con la regina è costretto a spostarsi o qui o lì, e poi però resta il problema dell'alfiere. Eh, allora, prima di tutto li minaccio l'area, lo so che devo giocare sicuro, però in realtà sì, È buona, è buona. Anche perché il tuo alfiere C4 è, cioè, è già difeso dalla regia, cioè non è sospeso, quindi no, no, è stai difeso. creando pressione. Sì, è una mossa intermedia la tua, però nel senso è sicura, quindi va bene. Chiaro, se lui ora ti cambia gli alfieri, devi capire se ti conviene subito prendere la sua regina, prendere il suo alfiere, quindi lì c'è da calcolare. Però credo che così è hai tutto tenuto, non può Sì. succederti qualcosa di brutto. Lui anche ha tutto tenuto, quindi è una posizione molto solida per entrambi i colori, state giocando bene entrambi. Se me li cambia prendo prima l'alfiere, secondo me. Beh, calcola tutte e due, quindi ti mangio l'alfiere e tu gli mangi l'alfiere e siete pari, solo che lui deve togliere la regina. Sì. Oppure lui ti mangia l'alfiere e tu gli mangi la donna, cosa succede? È che lui mi mangia la donna Sì? e lui mi mangia una torre. eh, e sta messo meglio lui. Quindi lui ti mangia un alfiere, tu gli mangi una regina, lui ti rimangia la regina, tu gli mangi una torre scacco, Ah, sì, io gli mangio una torre, scacco, lui mi rimangia la lui ti torre, rimangia la torre, quindi non hai nulla di tutto guadagnato ciò. nulla e alla fine ci guadagnava lui. Va bene, Ok, ha tolto la regina. quindi lui si è tolto. Allora, se mi tolgo con questo alfiere, lui guadagna un pedone. Se ti togli, sì. Lui guadagna questo pedone. E fra l'altro poi rischia anche, si prende anche quell'altro. Potrei provare a difenderlo un attimo con questo e fra Carina. l'altro c'è anche una minaccia su questo pedone che è vulnerabile. Sì. Carina, carina, tutti i pezzi in gioco, le torri ben messe, che guarda tra l'altro molto a Rage X anche la sua regina, molto a Rage X ma la guarda.
e noi sappiamo che a scacchi le cose cambiano velocemente, quindi bello, Sì. bello, bello. Adesso se mi dovesse cambiare gli alfieri, forse mi sta anche bene perché gli minaccio questo. Forse andare con la torre non mi dispiacerebbe neanche a me, sinceramente. O con la regina, bisogna capire O quale è con meglio, la però, regina. però sì. Noi siamo col tempo buono, pare. Dai, siete messi bene. Cos'è lui, Da dove viene? polacco? Polacco. Ma sono forti i polacchi. Allora ho fatto una partita a scacchi reali Eh, lunedì sera, però mi sono reso conto che cioè sono divertenti gli scacchi quando giochi con qualcuno che è al tuo livello. Cioè, se è troppo più forte di te o troppo meno certo. forte di te, Sì, è vero, è vero, è vero. E in quel caso era un amatore? sì, sì, Ok, sì. ok. Sì, sì, è vero, è vero. No, c'è poco a divertirsi. Però ho fatto una fatica tremenda a... A dimostrare che eri più bravo. Cioè, ma ti rendi conto che io, abituato a giocare col computer, prima partita sugli scacchi reali, non sapevo neanche... Cioè, È ogni tanto gli vero, chiedevo, ma qual è il re, qual è la è regina? vero. Perché si assomigliavano È vero, talmente è vero, è tanto. vero, è Beh, vero. erano scacchi un po' particolari. Ok, Ok, massima ok, concentrazione, massima concentrazione. basta ridere. Lui ha fatto questa cosa qui che impedisce eventualmente adesso se lui mi mangia qui con Sì, l'alfiere, sì, credo che eh, abbia appunto consolidato la sua colonna C, diciamo. ci sarebbe questa idea, io posso mettere qui l'alfiere, lui mi può anche mangiare il pedone, però io prendo una torre, lui poi mi prende la torre, io gli prendo l'alfiere, quindi siamo pari, lui ha guadagnato un pedone. Ma sai che a me piace molto l'alfiere qui davanti alla torre, perché poi se lui si prova a rimettere qui con la regina, faccio quello che gli ho fatto l'altra volta. Però ovviamente perdo un pedone, così. Se no c'è altro che posso fare. Lo faccio, so che non è una mossa L'hai buona, qui fatta sul perdo... serio? Porca L'ho fatto. puttana! Perché? Ricordati 40 mosse, siamo a 20 mosse, è lunga ancora, è lunga. Questa diventa una maratona, sta partita. Oh. Ecco, non l'ho fatto. Sono tentato di rimetterlo lì. Mi sa che è Mi anche hai- l'unica perché è debole quel pedone. Sì. Ok, questo è un tempo regalato proprio. Perché Stefano? Non fare mai queste robe. Lascia che sia lui a fare le cazzate, non farle mai tu. Adesso prima o poi sbaglierà anche lui perché lui sta giocando strasolido, eh. Cioè, cacchio. Chapeau, prima o poi metterà un pezzo sospeso, farà qualcosa. Allora, in realtà forse avrei fatto meglio addirittura mangiarglielo Sì, perché sì, non è più credo che andava protetto, mangiato. Sì, sì, sì. si isolava. Sì, o mangiavo con la regina o con la torre. Comunque. Ok, beh, è protetto l'alfiere. Certo. Cioè, se noi perdiamo un pedone perché non l'abbiamo visto va bene, ma che lo perdiamo consciamente. Ti faccio fare una videochiamata ad Andrea Stella che dice che un pedone è un pedone. Ok, adesso lo difende. Sì. Wow. Provo a fare un attacco doppio su quell'alfiere. In realtà è difeso due volte, no? Difeso due volte.
anche perché lo metto qui, non combino niente, lui poi mi scaccia il cavallo e perdo solo tempo. Vai, cerca, cerca che la mossa Ci giusta siamo, ci c'è siamo sempre. scambiati. Poi mi scrivono nei commenti, ma potevi mangiarti la donna. Allora, qui gli minaccia la donna, a che pro però? A che pro? Lui si sposta qui, E c'hai sempre il pedone B3 debole. sì, è sempre quello. Sono in palla, sono in palla. Forse mi alzo con questo cavallo, sinceramente non so cosa fare. Ci sono questi alfieri qui che coprono bene, non mi posso neanche alzare tanto Mhm. con la torre, cioè non mi posso proprio alzare con la torre, per niente. Massimo posso metterla qui. Non ha senso. No, però qui me lo scaccia subito, non faccio niente. Ci provo. Ok. Va bene, tento solo che è sospeso Anche quel se, cavallo. anche se me lo scaccia, io adesso piuttosto lo cambio con l'alfiere. Così almeno la smette di pressarmi qui su quel pedone. Sì, sarebbe oro. Se va così, sarebbe oro. Credo che lui ti giocherà alfiere per alfiere, credo. Mm. Dici che mangia. Sì. Alfiere per alfiere, donna e poi Ok, ti in quel gioca... caso Ok, prendo zitto, donna. zitto. Esatto. Fermi tutti. Allora, prendo con la donna. Sicuramente devo prendere. Ok, si fa, si fa complicata. Sì, è vero, è E molto, molto strategica come partita. Perché ha fatto quella mossa? la torre, idem, sì, io poi gliel'attacco, lui rimangia e da lì che può fare. Sai che è buona? È buona per me. Perché se io adesso gli mangio la torre, lui la mangia con la regina, Sì, io gli do scacco qui. interessante. Non so se poi questo scacco porterà a qualcosa, però intanto gli ho mangiato un pedone. Porterà che dopo lui viene qui, viene qui con la Ed è regina matto, ed è e mi matto. dà. No, Vabbè, non è abbiamo matto. sempre una Ah, mossa sì che è in più. matto. Abbiamo Ah, sì che è sempre... matto. Calcola bene che se calcoli nulla può Uh, succedere. allora, io vado lì. Lui con il re è Obbligata, obbligato ad RH8 andare obbligata qui. e tocca a noi. Tocca a noi però. Tocca a noi però c'è matto. Tocca a noi però. Come, Poi con come la donna dove possiamo, posso possiamo andare? coprirci dal Cioè, matto o è matto per forza? sì, sì, posso coprirmi alzando questo, o sì, alzando questo pedone, o anche questo, più che altro questo io alzerei forse, e Mm. poi faccio una via di fuga al re, oppure regina, la regina torna qui, Mhm. se lui scende qui, Carina anche questa, carina anche questa. paro. Carina anche Io lo questa, farei bravo. adesso. Bravo che vedi varie possibilità, perché ce ne sono sempre diverse.
Adesso ok, RH8 obbligata, scegli se ritirata di regina o pedone G3, quelle due che avevi preso in considerazione, perché ovviamente non è mai uguale a scacchi. Allora, di mio ritirerei la regina, mi sono preso un pedone, sono a +1, assolutamente, perché poi se non sta attento si prende il doppio. Mhm. Sì, eh sì. Lui adesso probabilmente scende anche. Io la paro con la regina. E lui che può fare? Ehm, Viene qui e poi lui mi attacca questi pedoni da dietro, benedetto. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Sì, 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 sì. No, no, ma qui sbaglia. Non l'ha vista, non l'ha vista. non l'ha vista. Ok, No, questo è mi spiace, d'abbandono. Ok, puoi fare già pre-move. l'ho Ok. abbandonato. Sportivo abbandonato, sportivo abbandonato. Bella, 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 bellissima partita. 900 punti! Signori, 900 punti. Aspetta che ti prendo il controllo. Sì, 900 fatto... punti, bellissima, ma sai che l'hai giocata bene? A parte quella cazzata di togliere l'alfiere da lì. Però bella, bella. Ed è durata 28 mosse, 28 chiaramente perché è mosse, abbandonato. niente Allora, punti. bella, mi è piaciuta. Qui simmetrico, va bene, va bene. Sono curioso di sapere se poi era in vantaggio lui alla fine, a parte l'errore che ha fatto. Secondo me sì, secondo me Verso la prendeva il fine, pedone. ma secondo me è Mhm. sempre stata abbastanza pari. Cattura, qui ha catturato così, 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 così. Ok, qui è già appunto siamo arrivati in un punto dove il nostro piano principale si è andato a farsi friggere perché c'è già questa e bisogna capire cosa fare. Sicuramente questa spinta qui secondo me era buona, anche per prendere veramente c'era la possibilità di magari prendere parecchio spazio. E ricordati che quando c'è questa struttura pedonale così, A4 è buona. Questa è una cosa che ti puoi ricordare. A4 proprio dici non so cosa fare. A4 con questa struttura pedonale. Aspetta che chiudiamola. Ok. A5. E qui Mhm. bisognava inventarsi qualcosa e secondo me ce la siamo inventata. Ce la siamo inventata. Bene, qui hai giocato. Ok, mi fermo un attimino qui e voglio raccontarti un aneddoto che ti aiuterà a trovare meglio queste mosse la prossima volta. C'era un mio compagno di circolo, io ho frequentato, quest'anno non mi sono ancora iscritto al circolo di Gallarate, e c'era un membro del club che è arrivato a prima nazionale, quindi a 1800 punti, semplicemente, ti giuro, seguendo alla lettera i principi di apertura. Me li sai dire tutti quali sono? Allora, muovere prima, occupare il centro, quindi con i pedoni, Benissimo. primo. Poi tirare fuori i pezzi, Sì, quindi prima di tutto cavalli, poi alfieri. Arroccare il prima possibile, benissimo. mettere in comunicazione le torri Benissimo. Manca qualcosa e poi abbiamo finito. e... Manca qualcosa. Sì, 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 che andiamo un po' già a sfociare nel mediogioco, però possiamo dire che fa ancora parte dell'apertura. Quindi far comunicare le torri, step numero 2. Ehm, Incolonnare le torri, forse, no? Dove le mettiamo queste torri? Ah, sulle colonne aperte.
Sì, esatto, oppure se non ce ne sono sulle colonne O centrali. su quelle che si apriranno. Ah, ok, sì. Bravissimo. Quindi, qui prima di andare a fare tensione, no? Perché questa è più silente e bastarda. La tensione con una torre che guarda Raggi X la donna è molto più bastarda ed è una mossa che tanto prima o poi quella devi fare. Tant'è che poi, se non mi sbaglio, te ti ritrovi proprio con la torre in D e con la torre in C. Quindi sono mosse che queste, cioè, Sì. vanno fatte, proprio sono da principi. E ti dico, questo giocatore è arrivato a 1800 in tutte, ti giuro, in tutte le partite, in tutti i tornei. Io ogni tanto mi alzavo tra i tavolini, andavo a vedere le sue partite e c'erano queste due cacchio di torri al centro, o sulla E o sulla D, o sulla D o sulla C, sempre in tutte le sue partite. Poi non era un grande giocatore a livello di creazione di piani, così, però seguiva alla lettera i principi, 1800 punti. Va bene, è tutto, tutto sto Ottimo. pippone per dire che... Vediamo qui cosa consiglia il motore. Magari C4 che hai giocato tu è la migliore in assoluto. Non compaiono le linee perché è su, forse. Ci sono problemi. Non va su? Torre a D1, sì. Mettere prima una torre, prima della spinta, è leggermente migliore perché Bello. crea quella roba lì. Sì. Aspetta che torniamo dove siamo. Ok, C4. Comunque C4 era forse la seconda scelta. Vabbè, non mi ricordo. Comunque c'era C4. Quindi buono che l'hai trovata. Benissimo. E qui hai due alfieri che sono devastanti. Rifiutiamo. Ok, alfiere 6. Prima o poi se ne farà una ragione il nostro avversario. Alfiere 6. E qui siamo arrivati in un punto molto importante e tu giochi torre F di 1, giustamente. Lui toglie la regina. E qui bravissimo E qui? secondo me che giochi torre a C1. C5. Qui diciamo c'è stato un punto di svolta. La struttura è diventata rigida. Cosa vuol dire che una struttura pedonale è diventata rigida? Che si può attaccare, cioè Scusami che se la che? atta- che si può attaccare, cioè se Sì, la attacchi a... sì, e che lui non può più muoverla perché questo non lo può Mm, muovere, questo non lo può muovere e questo non lo può muovere perché sorregge gli altri due. Quindi è bloccata, cioè ah, nel senso sappiamo che ok, quei pedoni rimarranno lì a vita. Quindi questi pedoni sì. sono sul nero. Potrebbe essere un'idea cambiare gli alfieri bianchi così gli rimane sto alfiere nero. Potrebbe essere un'idea. È anche Mhm. vero che questa spinta ci ha neutralizzato. E per questo anche che l'ha giocato. Questo alfiere. Quindi ora, più che giocare questa che era la mossa che poi hai giocato tu, un piano di gioco molto semplice può essere: c'è un mio pezzo mal posizionato in questo momento? Domanda. Sì, c'è l'alfiere Benissimo, non fa nulla, nulla, solo. nulla, nulla di nulla. Quindi hai già la prossima mossa, alfiere B2, che minaccia anche la cattura con doppiatura dei pedoni. Quindi c'è anche proprio già una minaccia concreta. Semplicemente andando a riposizionare, è un piccolo piano, sì, riposizionare un pezzo, va bene, funziona. Questo cavallo purtroppo, ho visto che l'hai preso in mano tante volte, ma in effetti non ha tante robe, anche se poi arrivi qui H6 poi devi ritornare a casa di nuovo, chiaramente se non c'è questo, se non c'è questo. Quindi sì, credo che qui alfiere B2, vediamo se è vero, attiviamo l'oracolo, che poi noi giocatori umani ci arriviamo fino a un certo punto, poi i motori hanno sempre la risposta giusta. Ah, cavallo G5, che forse è quella che gioca... No, tu giochi alfiere D3. Alfiere B2, ok, sì, c'è anche cavallo G5, che è quella che poi giochi dopo aver ripetuto la mossa, quindi in realtà era buona. Torniamo dove eravamo. Ok, C5, eccola qui. Quindi alfiere D3, e qui la barra crolla inesorabilmente, perché il problema è che se perdi questo e questo, lui ha due pedoni passati e c'hai dei problemi. Quindi in questi casi qui, piuttosto che... perché questa si sorreggeva solo se lui metteva la donna qui o qui, ma se Sì. non la mette... Chissà E questa è una scommessa in perché non... stile casino. Mm, mm. Ok, Mi chiedo perché non abbia preso. sì no, credo che non l'abbia vista, credo che non l'abbia vista.
Nel dubbio, se proprio non sapevi cosa fare, avrei catturato. Fiere di 3, mette la torre lì, ci rendiamo conto, ok, cambio, cambio, questa, cavallo G5, cattura, cattura, torre di 8 e ora cattura, cattura. Benissimo. Allora qui giustamente vedi questa cosa bellissima. C'è Eh, qualcos'altro, mi sa. Non so, No, mi dà no, no, secondo me 5. era buona questa. E ovviamente qui No, perché mi c'è... dà 5 in più, ma in realtà ne ho solo uno, quindi... Ok, ok. Allora, qui inizia ad esserci un tema di matto. Non credo nell'immediato, ma se mi dai qualche mossa credo che ci sia. Un tema di matto, o comunque qui ci sono miliardi di attacchi potentissimi. Però, fatto sta che adesso ci dobbiamo difendere da donna di uno Mm. matto. Cioè, c'è poco da dire. Però, lasciamo stare un attimo donna di uno matto. Per caso, vedi una rete di matto che il bianco può dare? Non adesso come sono posizionati così i pezzi, ma già solo per come è configurato il suo re lì nell'angolino così. C'è in mente un tema di matto? Chiaro, se ci fosse una torre sull'ultima traversa, matto. Potrebbe essere. Te ne vengono in mente altri? Non vedo granché, cioè così come sono. Ovviamente potrei Ok, scegliere aspetta, con te la li sposto un regina. attimo, te li sposto un attimo. Facciamo così, guarda, se non ti do scacco giusto perché voglio che i pezzi siano messi in un certo modo. Mhm. Così sì. Così il cavallo in F7 e gli do forse scacco. No, neanche, no, no, no. Uh, M4 vuol dire matto in 4. matto in 4. Quindi sono tutte mosse forzate, quindi. Sì, che derivano proprio dalla coordinazione della donna e del cavallo su F7 e il suo re nell'angolino con i due pedoni davanti così. Quando c'è questa roba qui, c'è questo matto che se non lo conoscevi, adesso lo imparerai, è una delle cose più spettacolari che ci sia. Quindi è Allora, giusto sicuramente cavallo F7. il cavallo, sì, è sicuro, per Cavallo forza. F7 è qui. Il re viene lì, qui c'è la scoperta, Bravissimo, ovviamente, bravissimo. quindi forse se vai col cavallo in no, in D8 cosa succede? Eh, D8 se ne va nell'angolino. sì. No, no, non è matto così. E cavallo in H6 allora si prende Allora in doppia, H6, se viene qui lui va lì e, sì, e in quel caso è matto. è matto. E se invece va qui? Pure. No, perché ha il cavallo. Ah, e qui mi dà matto in due. Sì. Perché matto in due? Perché matto in due? Ah, Piccolo consiglio, questo si chiama matto affogato. sì, certo. Quindi si sacrifica proprio la donna qui. Mamma mia, è Bravissimo, possibile da vedere. bravissimo, Lui la bravissimo, mangia bravissimo. con il cavallo e Bravissimo, qui sì. bravissimo. Mamma mia. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi ricordate, questa ti capiterà diverse volte sia nei problemi su chess.com sia anche nella realtà, veramente, queste succedono. Quindi quando vedi questa combinazione qui è matto. Quindi primo è scacco, il secondo è doppio scacco, scacco di cavallo, ritorna qui. Sacrificio di donna. Qui spesso c'è la torre, no? C'è la torre che mangia. Qui in questo caso abbiamo il cavallo, ma spesso c'è la torre che mangia, obbligata, matto di cavallo. Uh, Bella, questa è molto bella e ti farà vincere diverse partite. Ma la nostra ritirata di donna ho visto che non era la migliore, perché qui c'è crollato il mondo. Quindi cerchiamo di vedere insieme. Forse G3? G3 era meglio, perché lasciavi la donna in attacco. L'altra era l'altra che volevamo giocare, era G3.
Sì, G3, ma comunque ci ha fatto perdere qualcosina. Non deve Mhm. essere neanche G3, ma G3 comunque è buona. Che caspita c'è allora se non è, se non è questo? Cioè, questa non è. G3 non è. Che caspita c'è per difendere qui? F3? F3, ma mi suona male, 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 Mm, male. Perché crea anche il buco poi per... Mi suona malissimo F3. no? Cioè, questa che è bellissima, che minacci matto e donna, ma il problema è che lo prendi prima tu matto. Mhm. Cosa Donna, non sappiamo? forse donna in H5? No, Eh sì. H5 c'è il No, cavallo. no, c'è il cavallo. Ma che cacchio c'è? No, mi arrendo, non la vedo. Tiriamo il motore. F4? Perché dovrebbe essere diverso? Ah, perché chiude qui? Ok, non... va bene. G3 è più da comune mortale. Vediamo perché F4 funziona così bene. Vediamo perché funziona così bene. Perché hai... Ah, perché hai re H2 e non hai più scacchi. Eh, Che è un po', diciamo, credo lo stesso tema di G3. Anche su G3 ti andavi a nascondere lì. Anche su G3 re H2. Esatto. E io qui temevo che poi mi avrebbe mangiato i pedoni. I In realtà non me li pedoncini. mangia perché sono è tenuto dalla regina. Sì, poi c'è sempre minacce di... Cioè tu hai quasi matto Quello, in c'è poche il mosse. matto. Poche mosse. Bene, vediamo un attimo invece la mossa che abbiamo giocato noi. Sì, qui la fregatura è che se lui ti dava veramente scacco, e qui dovevi giocare in difesa, poi lui veramente poteva E- prendersi qualche sì, pedone sì, 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 sì. K6 e qui ovviamente la colata. Sì, questo ti portava ad un finale in sofferenza totale. Questo era un finale in sofferenza perché purtroppo qui c'era un 3 contro 1. È Beh, difficilissimo, difficilissimo, con due pezzi sospesi. Ops, questo e questo. C'era un momento, scusa, torno un attimo indietro. Vediamo quando è stato questo momento qui. Ah, qui. Allora, qui avevi appena giocato cavallo G5 con l'idea di pezzo sospeso, giusto? Bene. E qui lui ha giocato torre di 8, ma volevo farti notare che lui aveva questa, che non è mortale per carità, ma proprio per niente. Anzi, tra l'altro gli permette sempre che donna F7, ma ha una minaccia interessante e minaccia anche sul cavallo, che tra l'altro è sempre tutto difendibile con cavallo F3 che sì. attacca e difende. Però vedi come non appena c'è un pezzo sospeso c'è sempre una diamine di combinazione che lo va in qualche modo a, non dico a perderlo, perché in questo caso ci sono delle contromisure, però è interessante. Pericoloso, Sì, molto sì, sì. Quindi pericoloso. qui prima magari di pensare a portare un pezzo sospeso, miglioro la posizione di un altro pezzo e poi faccio i miei piani. Ecco. Però, secondo me, hai giocato un'ottima partita, un'ottima partita. Abbiamo sfruttato il suo errore, che è ottimo, l'hai visto subito al volo. E 900 meritatissimi, Ecco. meritatissimi, Ma ci meritatissimi. credi? Ho Se detto non a mi mia fai... moglie se ci senti gridare perché sono arrivato a 900. Ah, se non mi fai più alfiere di 3, sono ancora più meritati. Ok, va bene. Non lo farò più. Ai, Ste, ai, ai. congratulazioni, il titolo di questa puntata lo spoilereremo che sei arrivato a 900? No, non sarà, sono No. arrivato a 900. No, gli daremo un altro titolo. Va bene. Va bene, Ste, congratulazioni. Cristian, Allora grazie mille. adesso stabilizziamoci sui 900, perché sicuramente magari scenderemo a Sì. 880, 920, eccetera, e poi andiamo verso i 1000. Eh sì, eh. Incredibile, incredibile. Grande, 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 grande. Va È bene. tutto merito tuo, perché Ma è tuo sinceramente che segui le indicazioni e giochi, insomma, stai iniziando a giocare mica bene. Col nero come ti stai trovando con le difese? sì, 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 sì. Ok? Giochi quel trucchettino lì Eh, che avevamo mi è- detto? Sì, lo provo.
mi è successo solo una volta che funzionasse, ma anche in tutti gli altri casi mangiano il cavallo, Ok. non è che diventa proprio l'errore imperdonabile, cioè Sì, 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 si chiaro, non recupera, è... almeno ai miei livelli si recupera la Si partita. gioca, riesci a giocare, va bene, va bene, va bene. L'importante è quello. Bene, allora ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima. Va bene, ragazzi, alla prossima, ciao a tutti. Ciao a tutti.